Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Il presidente della Regione Schifani ha confermato la fiducia alla SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, assicurando che lo scalo si avvia verso la normalizzazione. Da ieri è operativo il nuovo terminal temporaneo che permetterà un incremento del numero dei voli su Catania. La MSC lascia Siracusa. Dietro la scelta della compagnia, il colosso delle crociere, la richiesta di un'accoglienza con strutture migliori, uno stop che pesa sul turismo già in ginocchio. Il bimbo siciliano morto a Sharm. Per i consulenti della Procura di Palermo le cure in Egitto furono inadeguate. Andrea sarebbe morto per una gastroenterite. La Commissione regionale antimafia aprirà un'indagine sull'incendio a Bellolampo che ha generato il rischio di diossina. Ieri il sopralluogo in discarica, si ipotizza l'autocombustione per il rogo alla Quarta Vasca. Calcio, le siciliane tra campo e mercato. In Serie B il Palermo lavora in vista dell'impegno di Coppa Italia contro il Cagliari. In Serie C Alessandro Livieri è il nuovo portiere del Catania. Ancora ben trovati, apriamo con una notizia, ennesimo viaggio della speranza che si trasforma in tragedia nel canale di Sicilia. 2 migranti, di cui un bambino di 1 anno e mezzo, sono morti durante la traversata a bordo di un barchino di 7 metri salpato da Sfax. Entrambi i cadaveri sono stati lasciati in mare. E andiamo adesso al nostro primo servizio. Con l'apertura della nuova tensostruttura sale all'80% l'operatività dello scalo di Fontana Rossa. Ieri la visita del governatore Schifani, che ha confermato la fiducia alla SAC e il servizio. All'aeroporto di Catania si va verso la normalizzazione, parola di Renato Schifani. Dopo il sopralluogo alla nuova tensostruttura realizzata dall'Aeronautica Militare, dunque con la collaborazione del Ministero della Difesa, e la verifica dei lavori per rendere nuovamente agibile il Terminal A, chiuso per l'incendio di oltre 2 settimane fa, il Presidente della Regione Renato Schifani in conferenza stampa esprime massima solidarietà alla SAC e usa toni rassicuranti. La piena operatività dell'aeroporto si avvicina, spiega, ma nessuna data si può ancora fornire, in quanto si attendono le autorizzazioni necessarie. Schifani parla di istituzioni compatte e minimizza sull'assenza del sindaco di Catania, Enrico Trantino. Dopo le critiche arrivate da più parti sulla governance della SAC, definita inadeguata, alla domanda se continua a nutrire fiducia nei vertici della società che gestisce l'aeroporto, Schifani risponde così. Per quanto mi riguarda sì. Spetterà agli organi di vigilanza e di indagine valutare cause, disfunzioni o altro. Il governatore non commenta le affermazioni del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, che parla di fondi non spesi e di opere strategiche all'aeroporto di Catania attese da 11 anni. Guardi, io rispondo al ministro Salvini di queste cose, al ministro competente per materia. Piena consapevolezza del danno d'immagine all'economia. Si vedrà, spiega Schifani, più in là come intervenire. Il nostro obiettivo prima è tornare alla normalità. Tornando alla normalità si vedrà quali misure nazionali e regionali potranno essere previste. Con l'entrata in funzione della nuova tensostruttura, adesso l'aeroporto Fontana Rossa riesce a garantire 7 voli in partenza e altrettanti in arrivo ogni ora. Con il supporto dello scalo di Comiso l'operatività è salita all'80%, ma i disagi restano, così come le polemiche. Sembriamo dei profughi, però speriamo si risolva presto questo problema. Vivere ancora disagi di questo tipo credo che sta creando un danno all'economia, al turismo e all'immagine, che sono danni inestimabili. Il Terminal A è stato bonificato. Anche la D di SAC, Nico Torrisi, rimanda tutto adesso alle autorizzazioni necessarie per la riapertura. Intanto il colosso delle crociere MSC lascia il porto di Siracusa. E perché? Nel servizio di Giusy Lazzara. Un annus horribilis per il turismo siciliano. Arrivano cattive notizie anche per il porto di Siracusa, escluso dal programma 2024 di MSC Crociere.
una decisione che la compagnia giustifica con la diminuzione di navi disponibili, ma che sarebbe da ricollegare alle infrastrutture portuali con il fondale non dragato da tempo e un solo terminal. Ci sarebbe pronto un altro approdo con i lavori finiti, ma dicono dalla società consortile del porto di Siracusa non è stato ancora aperto per la mancanza di autorizzazioni e collaudi. Tempi che si allungano mentre MSC in un comunicato ringrazia per l'accoglienza e per il supporto delle istituzioni, ma auspica che a Siracusa possano concretizzarsi alcuni progetti, al momento al vaglio della regione, in grado di fornire un'accoglienza più strutturata ai croceristi. Un danno economico che peserà per la prossima stagione, considerato che le navi MSC nell'ultimo anno hanno portato a Siracusa 80.000 turisti, facendo fare il salto numerico per il porto che perde l'80% dei passeggeri croceristi. Uno stop che complica la stagione turistica già compromessa per l'incendio nell'aeroporto Fontanarossa andato in tilt e anche la rete autostradale e infrastrutturale in condizioni disastrose. Un notevole danno a tutte le guide che facevano poi le escursioni da Siracusa, ma non soltanto alle guide, anche tutto l'indotto, perché queste persone, questi gruppi si muovono, vanno a mangiare al ristorante, vanno a consumare in giro e tutto questo flusso di persone ovviamente mancherà. Ora temiamo per ciò che può accadere ad agosto, anche perché l'immagine della Sicilia è stata devastata. Non solo è stata devastata dal fuoco una parte della Sicilia, ci sono stati danni incredibili, ma anche l'immagine della Sicilia, di come la Sicilia abbia gestito tutta questa situazione. Anche sul fronte delle disdette per le strutture ricettive, Giuseppe Rosano, di Noi Albergatori Siracusa, stima un calo del 30%, con una perdita solo nella città di 200.000 euro a settimana. Cifra, dice Rosano, destinata a salire con ricadute sul territorio. Il bambino di Palermo, morto a Sharm el Sheikh un anno fa per i consulenti della procura, le cure in Egitto furono inadeguate. Il servizio. Gastroenterite di origine ignota, sarebbe questa la causa della morte di Andrea Mirabile, il bimbo palermitano di 6 anni deceduto un anno fa a Sharm el Sheikh mentre era in vacanza con i genitori in un resort di lusso. La patologia non sarebbe stata affrontata immediatamente e in modo efficace dal medico dell'ambulatorio che dopo i primi sintomi visitò la vittima limitandosi poi a prescrivere farmaci contro le intossicazioni alimentari. Andrea venne ricoverato il giorno successivo, ma lo stato di disidratazione dovuto alla forte dissenteria che l'aveva colpito era però ormai troppo grave. Sono le conclusioni della consulenza medico-legale disposta dalla Procura di Palermo, che indaga sulla vicenda e che in gran parte coincidono con quanto accertato dai medici di Sharm, incaricati dall'autorità giudiziaria locale di effettuare la prima autopsia sul corpo del bimbo. Andrea morì subito dopo l'arrivo all'ospedale internazionale di Sharm, dove invano si tentò di rianimarlo, mentre il padre venne trasportato a Palermo con un aereo messo a disposizione dalla compagnia con cui la coppia aveva stipulato un'assicurazione medica prima della partenza e portato in rianimazione con gravi problemi renali. Venne curato e dimesso qualche giorno dopo. La Commissione regionale antimafia aprirà un'indagine sull'incendio a Bellolampo ieri, il sopralluogo nella discarica, mentre l'ipotesi privilegiata sul rogo alla Quarta Vasca è l'autocombustione. Marco Gullà. La Commissione regionale antimafia aprirà un'indagine sull'incendio avvenuto alla discarica di Bellolampo per capire come e perché il fuoco è scaturito. L'incendio dei giorni scorsi, che ha causato anche lo sprigionamento di diossina in tutto il comprensorio, tiene ancora alto l'allarme inquinamento. Ecco perché la Commissione antimafia vuole vederci chiaro e questa mattina con il presidente Antonello Cracolici ha anche fatto un sopralluogo a Bellolampo. L'incendio alla Quarta Vasca potrebbe essere stato causato dall'autocombustione, come dice lo stesso Cracolici. Il fatto che il fuoco sia partito nell'ora di punta del caldo della città, alle ore 14 circa, dimostra che probabilmente il calore è stato il motivo dell'accensione attraverso combustibili come il vetro, che possono costituire un fattore di accensione, perché difficilmente i fuochi si accendono da soli e questa è un'area tra l'altro non accessibile al piromane di professione. 2 giorni e mezzo di fuoco, momenti di grande impegno per la RAP. Operando in una zona molto a rischio delle alzamenti di temperature delle ruspe cingolate che si sono fermate, quindi abbiamo immediatamente attivato noleggi di altre ruspe
che in un paio d'ore sono arrivate fortunatamente, ma chiaramente l'incendio a una grande velocità si è divampato. Però mi fa piacere precisare che in pochissimi giorni un incendio di dimensioni notevolissime, come potete vedere, tutta la quarta vasca era presa dall'incendio, è stato domato. Sono stati soltanto 2 giorni e mezzo di fuoco pieno. Su Bellolampo l'obiettivo è quello di definire il prima possibile la 7ª vasca per evitare rallentamenti nel conferimento dei rifiuti. E il caso di Bellolampo e l'emergenza di Ossina spingono il governatore Schifani ad accelerare sui tempi della costruzione di 2 termovalorizzatori. Sentiamo Lorena Dolci. Il bando per 2 termovalorizzatori e poteri speciali per accelerare le procedure e il rilascio delle autorizzazioni. Il presidente Schifani accelera sugli impianti che dovrebbero sorgere ai margini delle città metropolitane di Palermo e Catania. La soluzione all'emergenza rifiuti è la nomina a commissario, già concordata con il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin e in arrivo con un'apposita norma nazionale già tra qualche settimana. Il presidente Schifani dunque spinge per questo passaggio che farebbe uscire l'isola dal cappio delle discariche sature, inquinanti e pericolose. L'emergenza di Ossina a Bellolampo è stata il punto di non ritorno. Le SRR dell'isola sono al lavoro per analizzare i flussi dei rifiuti e mettere a punto un piano aggiornato. Catania invia i rifiuti al TMB di Sicola Trasporti. Sicola Trasporti in questo momento invia i rifiuti fuori regione, quindi all'estero, paradossalmente in un impianto di termovalorizzazione fuori Italia. A costi altissimi, in questo momento siamo intorno alle 350 euro a tonnellata. A farne le spese i comuni che hanno ottenuto per questo ristori dalla regione, ma anche i cittadini che pagano le tariffe più alte d'Italia. Solo con i dati in mano potranno essere individuati i siti in cui fare sorgere termovalorizzatori. Attendiamo l'esito di questo studio al fine di poter definire il sito, quindi l'individuazione del sito. La Sicilia, che passa da un'emergenza all'altra, rischia di perdere anche i fondi europei. Secondo le stime della CGIL Sicilia, l'isola rischia di dover rinunciare a quasi 1,5 miliardi di euro dalla rimodulazione del PNRR annunciata dal governo nazionale. 3 gli assi di intervento principali: efficienza energetica, cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, Messina è stata fatta esplodere l'ultima vecchia campata del viadotto Ritiro, autostrada chiusa per alcune ore. A fine mese dovrebbero iniziare i lavori di ricostruzione, ma i disagi alla circolazione sono davvero tanti. Francesco Triolo. Le immagini sono spettacolari. L'ultima campata del viadotto Ritiro sulla tangenziale di Messina viene giù con una serie di piccole esplosioni controllate. È l'ultimo pezzo del vecchio ponte ad andare giù e segna l'avvio del percorso che deve portare al traguardo entro febbraio per la sua ricostruzione completa, iniziata nel 2016. Il rumore dell'esplosione è stato udito in tutta la zona centro-nord della città quando erano le 6:30. Ad eseguire la demolizione è stata una società specializzata, la Nitrex, che già aveva buttato giù, ad esempio, il viadotto San Giuliano in provincia di Caltanissetta. I tecnici hanno apposto tante piccole microcariche posizionate nei punti strategici, quindi sono stati rimossi dei dai tratti sottostanti al punto di detonazione. L'autostrada nel tratto tra Messina Boccetta e Rometta è rimasta chiusa sino alle 6 ed è stata riaperta poco dopo le 8 con le pattuglie della polizia stradale, che hanno presidiato gli svincoli indirizzando le auto verso percorsi alternativi. Quello di oggi era un passaggio necessario prima della ricostruzione, che inizierà tra un paio di settimane. Il tempo per consentire ai lavoratori del cantiere della Toto di fruire delle ferie estive e poi a fine mese si dovrebbe ripartire con un obiettivo, quello di completare i lavori entro il febbraio 2024. 6 mesi nel corso dei quali i disagi saranno diversi, perché dalla scorsa settimana è stata chiusa l'uscita di giostra per chi proviene da Villafranca, proprio per consentire il collegamento con la carreggiata lato monte del viadotto Ritiro. Ci fermiamo ancora e poi il calcio. Il
Calcio in chiusura del nostro telegiornale, mentre il Palermo intensifica gli allenamenti in vista dell'esordio in Coppa Italia, il Catania si è mosso sul fronte del mercato, ha un nuovo portiere che si chiama Alessandro Livieri. Sentiamo. Si avvicina il primo impegno ufficiale per il Palermo, che il 12 agosto sarà in scena a Cagliari per il primo turno di Coppa Italia, e pian piano, nella quiete di Pinzolo, si affinano gli schemi in vista del campionato. Rosanero in campo domenica per un'altra amichevole, questa volta contro il Trento, dell'ex tecnico Tedino. Corini ed il suo staff, in particolare Lanna e Bovo, stanno lavorando molto sui movimenti difensivi. Si è rivisto in campo anche Buttaro, che sta smaltendo una brutta botta alla caviglia. E in queste ore in Trentino è atteso l'arrivo di Diego Valencia, che ha lasciato il ritiro della Salernitana per aggregarsi al gruppo rosanero. E non finisce qui, visto che la dirigenza palermitana ha messo nel mirino Rivas e Di Chiara, entrambi della Reggina. In uscita, l'ex romanista Soleri sarebbe finito nel mirino del Brescia, mentre in Serie C il Catania ha il nuovo portiere. È il 26enne Alessandro Livieri, lo scorso anno a Pisa, e arriva ai piedi dell'Etna con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il DS Laneri è in cerca anche di 2 difensori ed un altro attaccante. Ma il mercato di Serie C è complicato anche dalla questione ricorsi. Lo slittamento del campionato consente comunque al Catania, che continua a lavorare a Zafferana, e alla Messina di scandagliare il mercato con maggiore serenità. Riflette il Messina, come detto, completato il mosaico degli under, il club giallorosso si concentra sugli over. Dal ritiro in Sila, mister Modica lo ha ribadito più volte, si aspetta almeno 3 innesti di qualità nei settori nevralgici del campo. Uno potrebbe essere il Play Mungo, di proprietà della Viterbese. Gli altri investimenti saranno concentrati su un fantasista ed un attaccante in grado di andare in doppia cifra. Intanto a San Giovanni in Fiore è arrivato e si è aggregato l'attaccante esterno Marco Zunno, classe 2001, l'ultima stagione in Serie C con le maglie di Novara e Piacenza. E con questo è tutto, Sicilia 24 finisce qui, prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 14.